L'idea nasce per pubblicizzare intanto l'associazione che da un anno praticamente ha il socio fondatore che abita qui a Miane, il sottoscritto. E l'idea quindi era di far conoscere un pochettino l'attività, perché col Covid non siamo riusciti a fare come al solito, collaborare con i centri estivi e quant'altro, quindi portiamola direttamente in piazza. Abbiamo colto un momento storico in cui si può portarsi in piazza e quindi abbiamo fatto questo. L'associazione quindi porta le sue due anime, la parte della rievocazione storica. Abbiamo queste collaborazioni anche con varie associazioni che lavorano in Italia con la rievocazione storica. Qui abbiamo presente delle Lame Nere, per esempio, di Monselice, e poi la parte invece più sportiva, più moderna. Comunque non è scherma sportiva, diciamo sempre per precisazione. Lavoriamo quindi e nell'aspetto folcloristico culturale e nell'aspetto semplicemente didattico, sportivo, anche per tenersi semplicemente in forma. L'idea di portare la Miane è proprio per provare a vedere se qui attecchisce la scuola di Scherma, ma anche l'idea di fare una manifestazione storica sul posto con la possibilità di far conoscere alla gente la storia in maniera anche divertente, in maniera anche piacevole e anche interessante. La Scherma comunque nasce proprio per insegnare ai bambini a essere adulti, no? Si impara a conoscersi, a crescere, e poi dà quella mano agli adulti tenersi un pochettino in forma, quindi restare un po' bambini da questa parte. Quindi sì, a tutte le età tranquillamente, ecco, quello sì. Poi chiaramente non tutte le armi a tutte le età, ci sono delle fasce, abbiamo delle discipline specializzate per bambini piccoli, per ragazzi più grandi e per bambini di 50 anni. Sono scaglionate praticamente con armi diverse. Oggi qui abbiamo portato equipaggiamenti e materiali che vanno dal un VIII secolo d.C. e si arriva fino al 800. Si può partire da, ad esempio, l'elmo vichingo, quindi di VIII secolo, e per esempio già sul tavolo si vede già il passaggio fino alla fine del 500, quindi già su quel tavolo vediamo l'inizio praticamente del Medioevo e arriviamo quasi alla fine. Per quanto riguarda le due armature che abbiamo montato, anche qui abbiamo il passaggio evolutivo del Medioevo. Abbiamo l'equipaggiamento da normanno, quindi una cotta di maglia con protezione per la testa che è il camaglio ed elmo, e si arriva fino all'armatura tardo medievale, che è l'armatura che nell'ideale fantastico comune è l'armatura medievale, che in realtà è l'armatura che appare nella fine e che si sviluppa soprattutto nel post medioevo. Poi abbiamo il portaspade, anche qui c'è tutta l'evoluzione delle armi, non solo in questo caso armi occidentali, perché abbiamo anche un esempio di arma est europea, quindi abbiamo abbiamo portato sia armi occidentali che armi, diciamo, dell'Europa dell'Est, e anche qua stesso discorso di evoluzione storica. L'obiettivo è avvicinare il più gente possibile a questo mondo, anche perché c'è una cosa storica da precisare, che la scherma è un'arte marziale ed è italiana. Non è francese, perché le Olimpiadi ci hanno insegnato, no, di terminologia francese, no, è italianissima la scherma. Addirittura nell'unico trattato storico che ci è arrivato, del Settecento, francese, c'è scritto di non combattere contro gli italiani, proprio perché c'era questa rivalità con noi, no? È attecchita proprio al DNA dell'italiano, parla italiano, è italiana, e quindi salviamo la scherma dall'estinzione intanto, e dopo insomma è un buon modo per sentirsi anche un po' orgogliosi, no, di essere italiani, e soprattutto anche di fare uno sport che sia nostro.